A tutti, buon pomeriggio dall'Ippodromo Arcoveggio, convegno di corso di domenica 11 ottobre, giornata interamente riservata ai gentleman. Prima corsa condizionata per cavalli di 4 anni. Aerobic B, Ava Gardner Treb, Kiko Font, Alex OP, Arabica, Alba Chiara Dipa tutti in prima fila. Favori per Kiko Font, numero 3. Guido Gnoffo in sediolo, macchina che accelera. La velocità di Alba Chiara Dipa che sfila, sbaglia Numero invece 5, Arabica. Arabica, Seconda posizione per Ava squalificato. Gardner Treb davanti ad Akiko Font, mentre è partito con cautela Aerobic B che rimane in quinta posizione dopo i primi 200 metri di gara in 15,2. Conduce Matteo Zaccherini con Alba Chiara Dipa. Seconda posizione per Ava Gardner Treb. Muove a questo punto Alex OP che va al largo. Copre interamente Ava Gardner 3 dopo 400 metri in 31,1, mentre al largo avanza anche Aerobic B. Rimane invece in corda Kiko Font. Completamento della piegata e dei primi 600 metri di gara con Alba Chiara Dipa in vantaggio, al suo esterno Alex OP, seguito nell'azione da Aerobic B. Lungo la corda Ava Gardner Treb chiude il gruppetto a Kiko Font. Dopo 700 metri di gara, situazione tattica invariata, in vantaggio è sempre Alba Chiara Dipa che completa gli 800 in 1-2-7. All'esterno senza forzare Alex OP, si trascina Aerobic B. Lungo la corda Ava Gardner Treb, precede il netto favorito a Kiko Font. Netta favorita a Kiko Font che rimane ancora in coda al gruppo e siamo al chilometro, percorso dalla testa in 1:18,6. Alba Chiara Dipa controlla la situazione. Quando siamo a poco più di 500 dal palo, viene via in terza ruota, prova a farlo almeno Aerobic B. 400 all'arrivo, con il parziale ora in 15 netto. Metà della curva conclusiva, sposta a questo punto Ava Gardner Treb, mentre sbaglia Aerobic B. Avanza anche Numero Kiko 1, Font Aerobic in B, terza ruota, siamo però squalificato. all'ingresso in retta d'arrivo. Alba Chiara Dipa cerca di sfuggire all'attacco di Ava Gardner Treb, a centropista scatta a Kiko Font, ma nel finale Alba Chiara Dipa si salva ancora molto bene, mentre finiscono in linea per il secondo Ava Gardner Treb e Kiko Font. 1:16,6 ragguaglio conclusivo, 29,8 a chiudere. La vittoria per Alba Chiara Dipa e Matteo Zaccherini, quota di 5,11 al totalizzatore, era praticamente il terzo cavallo nella valutazione dietro a Kiko Font e Aerobic B. Rivediamo l'arrivo con Alba Chiara Dipa che sfugge senza problemi al serrate finale di Kiko Font che sul palo piega Ava Gardner 3 per il secondo posto. Il successo quindi in questa giornata gentleman è per Matteo Zaccherini che apre così la sfilata dei vincitori, training di Enzo Di Santo, la quota di 5,11.